Sono nascosti dietro il banco da me, tutti e due mamme, perché ha avuto paura, perché l'altro che sparava. Una giovane mamma che si rifugia dietro il bancone con i suoi 2 figli, 3 anni il bimbo, 6 mesi appena la bambina. Il suo compagno a terra con un colpo di pistola nella schiena, esploso a quanto pare dal padre di lei. Scene di terrore poco dopo le 11 al bar Irina e Giulia in centro a Chiarano. 29 anni il genero, 52 il suocero, italiani di origini sinti. Ho sentito sparo e dopo venuta giù che tremavano in mani, ha visto il ragazzo per terra che ha sparato sulla schiena. Prima è scoppiata la lite tra suocero e genero davanti al locale, poi la situazione degenera, spunta una pistola. Un attimo dopo lo sparo, uno solo che colpisce il giovane alla schiena. Il 29enne cerca riparo all'interno della gelateria, si trascina, cade a terra tra le urla terrorizzate della compagna ed il pianto dei bimbi. Come ha detto la moglie, sì, è suo papà, ha confessato che è suo papà che ha sparato, suo marito. E cosa ha detto la signora? Le ha detto qualcosa quando si è No, urlava, dopo lei è svenuta, ragazzi. I bambini poveretti piangevano, io nascosto dietro il banco. Subito scatta la richiesta di soccorsi sul posto, poco dopo arrivano i sanitari del 118 con l'elicottero che trasporta il 29enne al Cafoncello in neurochirurgia. Il proiettile si è conficcato nella spina dorsale, la prognosi è riservata. Nel piazzale di Via Zanardo arrivano anche i carabinieri che ora conducono le indagini. Si tratta di un tentato omicidio che è stato fatto questa mattina intorno alle 11:30. La vittima è un giovane del 96, residente qua nella zona, che è stato colpito alle spalle da un colpo di pistola. Escludiamo sicuramente la rapina, quindi non è un intento di rapina nei confronti della pasticceria, ma probabilmente un gesto mirato alla vittima. Subito scatta la caccia all'uomo volta a rintracciare il suocero della vittima che dopo aver sparato è fuggito. Sappiamo insomma, che comunque è in zona e quindi stiamo cercando con le nostre pattuglie sul territorio attraverso il controllo di intercettarlo. Ignoto al momento il motivo della lite, i due facevano parte di un gruppo di clienti frequentatori abituali del bar e che fino ad ora non avevano mai causato problemi. Buoni clienti, mai stati cattivi ragazzi, non lo so cosa è successo tra loro. Cioè venivano spesso? Sì, bere caffè tranquilli. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del RIS che hanno condotto i rilievi dentro e fuori il locale per rintracciare e repertare tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica del tentato omicidio.